Difficilmente cambierà il calendario dell'anno scolastico, molto più probabilmente sarà necessario, come la Regione sta già anticipando da alcuni anni, andare ad ampliare i servizi a disposizione delle famiglie per temi della conciliazione con il lavoro all'interno di tutti i percorsi scolastici. L'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolena, più realista e pragmatica, senza immaginare travasi di giorni di vacanza per programmare ferie aggiuntive rispetto a quelle che qualcuno a stento può permettersi, indica con queste parole la strada che la scuola dovrà percorrere per rispondere a precise esigenze educative sempre più stringenti, ma anche appunto per rispondere a precise richieste da parte delle famiglie. Anche sulla base di questi ragionamenti, il Friuli Venezia Giulia ha preparato una più precisa offerta di servizi extrascolastici. Si parte da 3 strumenti legislativi: la legge regionale sull'istruzione, la legge quadro sulla famiglia e la legge sull'innovazione sociale. In soldoni, le scuole potranno ampliare il tempo destinato alle pre e alla post accoglienza, nonché quello riservato ai doposcuola. E qui l'esperienza triestina sarà un punto di riferimento, e ai centri estivi. Laboratori musicali e artistici, di rinforzo per le lingue straniere e attività ludico-motorie e sportive completeranno l'offerta. Per arrivare ad un risultato più efficace possibile sarà perciò indispensabile un lavoro assieme ai comuni, in capo ai quali avverrà la distribuzione dei fondi. E abbiamo messo a disposizione del bilancio 2 milioni di euro per gli istituti comprensivi e risorse ulteriori non quantificate, perché dipende ovviamente da quale sarà la domanda per gli asili nido. Il 30% della somma complessiva andrà in misura uguale ai comuni beneficiari, il restante 70% sarà ripartito in base al numero degli alunni iscritti ai servizi integrati. I contributi sono destinati alle scuole statali e alle scuole paritarie che non comprendano determinati servizi nella propria offerta formativa. In chiusura, discorrendo con i giornalisti, Rosolena ha aggiornato la situazione per quanto riguarda la sperimentazione dell'insegnamento bilingue italiano-tedesco. Abbiamo appena ottenuto non solo la sperimentazione linguistica all'Istituto Bachmann di Tarvisio, ma abbiamo ottenuto 3 sperimentazioni per la scuola bilingue italiano-tedesco in tutta la fascia alpina dove veniva richiesta, e sono altri 3 istituti comprensivi.